continuiamo il nostro percorso verso il parco regionale del Delta del Po, oasi di fai vedere il cammello. Cammello. Dromedario, cammello, no, dromedario. Diciamo che come area ci troviamo proprio nel cuore del parco, vicini ad una bellissima laguna che si chiama Sacca degli Scardovari, e l'oasi viene definita proprio una palude sul mare, perché l'oasi è quello che rimane di un antico alveo del fiume, da cui prende il nome, cioè oasi di Camello. Pensate che nell'area parco sono stati censiti circa 370 specie diverse di uccelli. Il bello è che questi uccelli si possono vedere non tutti in contemporanea, ma nelle diverse stagioni. Adesso facciamo una sosta perché andiamo a visitare il biotopo di Valbonello. Non sta a farmi fare brutte figure come al solito. Sai che cos'è il biotopo, vero? Brutte figure, lo so perfettamente. Il biotopo, 6 mesi che casa mia ne ho 2 e per eliminarli ho dovuto prendere un biogatto. Un biogatto. Ma va via il biogatto, ma va via, pedala! Siamo nella struttura di Veneto Agricoltura, centro ittico Bonello, dove facciamo il pre-ingrasso delle vongole. Arriva il seme dal centro ittico Pellestrina di 1 mm la taglia, noi la portiamo a circa 10 mm, quando raggiunge questa taglia noi la portiamo agli allevatori fuori in laguna dove seminano il loro orto, il loro allevamento, dove portano le vongole a pezzatura di vendita. Una zona difficile, vessata anche da ripetute alluvioni, dove il mare invade le dolci acque del fiume inasprendo le zolle. Ma qui ha vinto la mano costruttrice dell'uomo. Qui nel nostro territorio gli ortaggi sono specifici perché è un terreno salino, è un terreno vicino al mare, è un terreno un po' particolare e anche del clima. Abbiamo il riso che è stato riconosciuto IGP, in particolare oltre alle varietà Carnaroli abbiamo il Baldo e abbiamo l'Arborio. Non ce la faccio proprio più. Che bel giro. Bel giro. Bel giro, sì. Vedi questo? Questo è quello territorio di bonifica, tutto bonificato. E qua dentro c'è un'idrovora grandissima. Idrovora? Inizio secolo. E sai cosa che è un'idrovora, no? Idrovora. Casa mia con idrovora. Mio nonno, guarda, non fa ora mettere il vino nella bottiglia che lui l'ha già prosciugata.
Questa è la prima idrovora che viene costruita all'inizio del Novecento e contribuisce ad asciugare i terreni di campagna che adesso noi siamo abituati a vedere così, ma che in realtà è frutto di grande lavoro dell'uomo. Pensate che adesso questo è diventato il simbolo perché poi dopo di questa ne sono stati costruiti altri 38 impianti idrovori, ci sono circa 600 km di canali che tengono asciutto il delta. E perché il delta ha bisogno oggigiorno di questi 38 impianti idrovori che lo tengono asciutti? Il consorzio di bonifica Delta Po Adige ha bisogno perché a causa della subsidenza il piano campagna è andato sotto il livello del mare. Praticamente qui adesso in dove visitiamo Cavendramini siamo circa 2,50 metri sotto il livello del mare. Se non avessimo gli argini attorno, guardando il paesaggio che contengono il fiume che è Pensile, avremo circa 1 metro d'acqua sotto il nostro livello. Qui ci troviamo nella sala delle pompe e come possiamo vedere i macchinari erano praticamente le pompe che sollevavano l'acqua. Siamo arrivati qui nella cabina elettrica. Questa parte dell'idrovora è stata costruita intorno al 1921 e appunto quando portano l'energia elettrica a far funzionare l'impianto. Possiamo notare proprio dal quadro che porta alle origini del Liberty, che era il periodo appunto di quell'epoca, e notiamo poi la tabella che porta nel fregio, che è della Marelli, che successivamente sarà la Maglietti Marelli. Anche oggi abbiamo avuto una conferma che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo!